parare le emozioni. Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce, voglio una vita così. Rolls Royce. Ma scusa Mao, scusa. Appunto, che siamo a Cantagiro qua. Magari, Ma poi lei, scusi, mi interrompe. Poi gratta. Perché ci sono le cuffie alte, basta solo dirlo, non è che gratta, grattano sono i pidocchi, ecco, la cuffia non è che gratta, al limite stride, va bene, mamma mia. va bene, no, dobbiamo usare Che palle tutte le volte però, va bene, perché noi abbiamo alzato tutto, il volume. Anche il volume, abbassi il abbiamo alzato il volume. livello, anche il livello delle cuffie. il livello delle cuffie. L'unica cosa che non abbiamo alzato è il nostro tenore di vita, Mao. Ecco, se continuiamo così, anzi, qui stiamo andando, c'è una recessione. Magari arrivassimo agli anni '80, magari. Magari, lo so. Però... Vabbè, non faccia anche lei sempre nostalgico. Ormai viviamo questi tempi e noi siamo ancora giovani. Siamo moderni, oltretutto. Abbiamo ancora tante energie, tante capacità ancora. Tante carte da giocare. Intanto adesso è la prossima primavera che si aggiunge, A che cosa? A quelle tutto già il che ci resto sono. che sono passate prima. Lo Bue ci ha messo già il 6 davanti, quindi, no, qui è una scala, lei ha il 4 davanti, io il 5, lo Bue al 6. Ma veniamo in scala 4, 5, 6. Va bene, Un'altra primavera. comunque al pubblico non importa niente dei suoi dati anagrafici, Ma perché io deve sempre parlare non ho di lei. detto niente. Vuol sempre parlare di lei, io, Ma qua. io? Va bene. Gli ha dato subito una brutta piega, eravamo partiti così eravamo partiti bene. con questo bel pezzo qui. Ma io solo ho detto che siamo prossimi alla primavera. Siamo prossimi alla primavera, lei è però è un arrogante Mao, perché mette sempre l'accordo che vuole lei anticipando, perché quello è arroganza. Lei è un arrogante. È vero. Sì. È vero. Ecco, vede, lì anticipi, vedi? Perché io la musica la conosco, le partiture qui, Mao, va bene. Conosce tutto. Vabbè, Amici, perché siamo qua? Perché questa sedia è vuota? Perché adesso arriva. È ancora presto, ma sta arrivando. È presto, mica ora di Ma come è mangiare. arrivato il Ancora non è pubblico? ora di mangiare. è arrivato già il nostro manager e non è arrivato ancora. Vabbè, ma lui sa che arriva sempre quando è ora di mangiare. Perché abbiamo un manager adesso, dottore. Non lo sapeva? Non lo sapevo. Io non lo sapevo, lei lo sapeva. Io neanche. Io non lo sapevo. Ci ha fatto la sorpresa. No, dico, lei non lo sapeva. No, io lo sapevo. Perché non l'ha detto? Cosa sapeva, scusi? Che abbiamo un manager. Io non lo sapevo. Invece sta lavorando per noi, molto bravo. Quindi io lo dico al pubblico prima che scappiamo via, prima che poi per venirci a vedere dovete venire all'Olimpia a Parigi. Che prendiamo il largo. Il largo, dovete prendere un TGV per venirci a vedere. Venite. Perché Parigi? Devono ancora farlo. Cosa dobbiamo fare noi a Parigi? Scusi, neanche parliamo francese. Andiamo sul Lungosena. No, per prima di italiana a Parigi. Vabbè, ma scusa, ma tutti gli italiani che vanno a fare gli spettacoli nei posti stranieri, certo. Non è che lo fanno in lingua madre, lingua del posto, lo fanno in lingua madre. Certo. Se andiamo a Bruxelles, sa quante ne troviamo? È pieno, Londra, noi ne parliamo. Noi siamo pronti per fare una trasferta. Noi siamo nelle buone mani, perché con questo manager che non possiamo purtroppo inquadrare, però siamo veramente in ottime mani. Vuole tenere l'anonimato, diciamo. Però intanto siamo qui. Appunto. Ecco, no, dico, teniamo l'anonimato perché qui ci fregano anche lì. Appunto. Ci fregano il manager, un casino. Teniamo, intanto siamo qui e lo vuol dire perché stiamo facendo questo siparietto. Per invitare la gente che ci sta guardando in streaming di venire a vederci dal vivo. O meglio, guardi, anche lì un cuoricino, forse voleva dire infatti, poi oggi maniera... festeggiamo il 14 di febbraio la festa degli innamorati. Noi qui abbiamo fatto proprio sembra una discoteca. Guardate che abbiamo bello. Imbandito un bel tavolo. Tra l'altro, se vogliamo finire prima, perché io vorrei passare San Valentino con la mia compagna. Ma quale compagna? Quindi vedi che fa ridere tutti. Ma scusi, ma deve lavorare adesso, cosa c'entra questa cosa? Perché ride? Perché? E allora se stringiamo stasera non facciamo le solite lungaggini. Magari siete voi che allungate il brodo. Le solite lungaggini, va bene. Speriamo che se ne esci con queste novità, ma da quando?
Speriamo? No, dico, speriamo che tutti quanti, insomma, di essere abbastanza stretti. Per Sì, questo speriamo motivo. che venga tanta gente, pertanto noi vi diamo l'indirizzo, anche se ormai molti lo sanno, è il corso non diamolo sommelier. per scontato. Diamo per scontato, però Corso Sommeliere 12, a cavalcavia di Corso Sommeliere, al 12 c'è il BOF, il beneficio delle officine ferroviarie, noi vi aspettiamo numerosi per questo ennesimo appuntamento con Roba Forte, perché noi facciamo una settimana canzonando, una settimana Roba Forte, una E settimana San Valentino è cascato. è cascato di Roba Forte, Di Roba quindi Forte. versione classic. Certo. Chiaro, sì, sì, Vi classico. aspettiamo Non è la vita tutti. rock and roll. Ah, ma cambiate pezzo. Facciamo una cosa più, va bene. più salutare. È un messaggio di salute, è un messaggio di salute, è un messaggio di salute. Vi aspettiamo. È un messaggio di salute, è un messaggio di salute, è un messaggio di salute. Vi aspettiamo. È un messaggio di salute questa sera. Vi aspettiamo qui questa sera. È importante che voi ci siate perché questa sera noi abbiamo finito tutti i soldi questa sera. Ma dove? Venite qui al birrificio e chi non viene è proprio un piccio. Ma lei offende però. Non devi offendere così. Era per fare un po' lo spiritoso. Ma per fare la rima la Vi aspettiamo per le ore di cena, intorno alle 20 si mangia ottimamente la cucina degli sceriffi, invece noi iniziamo per le 21:45 con uno spettacolo degli sceriffi. Con Frido, c'è anche Frido. C'è anche Frido, non si direbbe, ma c'è. C'è.